Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo questo incontro su orientamento, formazione e politiche attive del lavoro dopo il DL 48 del 2023. Le difficoltà di accesso alla fiera e di accreditamento hanno indotto qualche consulente del lavoro a non raggiungerci. Io credo che la diminuzione dei presenti si derivi dal fatto che Luca Paone non è potuto essere con noi. Allora, appena si è saputo che Paone non sarebbe venuto, le persone hanno detto: beh, che ci andiamo a fare per sentire questi altri? Grazie. Se ci fosse stato Paone, ma sai, è consigliere nazionale, uno lo deve dire così, perché purtroppo, no, a parte gli scherzi, porto il saluto di Luca perché non è stato bene e non è riuscito a raggiungerci. Quindi lo sostituirò indegnamente, eviterò il mio intervento naturalmente e darò spazio a chi deve intervenire. Abbiamo voluto organizzare questo momento di riflessione perché crediamo che il DL 48 abbia segnato comunque uno spartiacque rispetto a quello che sta succedendo all'interno del mercato del lavoro e mette le basi per portare a sistema un disegno iniziato nel lontano 2003 con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro all'interno del 276 e attraverso l'istituzione del SISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Credo abbia l'interesse di interconnettere tutti gli operatori del mercato del lavoro, le imprese e i soggetti in cerca di occupazione. È sicuramente un obiettivo ambizioso che è iniziato da poco. Il SISL ha preso l'avvio al 1° settembre del 2023 con un record assoluto in termini di messa a sistema, perché se considerate che il DL, segno un disegno di legge, è del 4 maggio del 2023 e ai primi di luglio c'è stata la trasformazione, insomma la conversione in legge, in appena 2 mesi, con tempi mai visti nel nostro Paese, il Ministero del Lavoro, l'INPS, con la collaborazione di Ampal Servizi, hanno sicuramente messo il primo mattoncino di una serie di un muro che si vuole costruire per rendere sicuramente più stabile le fondamenta, per rendere più stabile e più inclusivo il nostro mercato del lavoro. Ecco, questo è l'obiettivo del seminario di oggi. Chiaramente questo messa a disposizione del sistema informativo, unito al ridisegno di quello previsto dal reddito di cittadinanza, che viene finalmente sdoppiato in 2 misure differenti: l'assegno di inclusione per chi ha la necessità di essere assistito, quindi bisogno di assistenza sociale vera e propria, e il supporto per la formazione del lavoro per coloro che sono comunque in grado di contribuire al progresso civile e materiale della società attraverso il proprio lavoro. Credo che possano essere 2 elementi che fanno intravedere sullo sfondo quasi una politica attiva nazionale, perché sono le uniche politiche attive, cioè quindi intendendo il supporto alla formazione del lavoro naturalmente, quale politica attiva che ha l'ambizione di mettere sotto lo stesso tetto di operatività tutti coloro che percepiscono il sussidio. Molti di voi avranno letto questa mattina l'articolo a firma del direttore generale di INPS, Vincenzo Caridi, che dava le tempistiche di sviluppo di questa piattaforma. Questa piattaforma mira a interconnettere tutte le attività del mercato del lavoro, quindi l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Forse sapeva che avevamo convocato per questa mattina questo convegno e ha deciso di farlo uscire proprio questa mattina per dare il là agli illustri relatori che su questo palco si susseguiranno nei propri interventi. Io, prima di dare la parola a loro e di presentarli via via naturalmente, perché non vorrei rubare troppo tempo, darei la parola al segretario del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, Chetti Faccioli, per un suo indirizzo di saluto. Prego, segretario. Possiamo utilizzare quelli longilini, lo possono utilizzare perché è trasparente, quelli che hanno belle cravatte, il resto, quelli grassi senza cravatta, dobbiamo stare seduti.
Buongiorno, vi porto i saluti del Presidente che mi ha comunicato dovrebbe arrivare nella tarda mattinata. Ringrazio Fondazione Lavoro per l'impegno nell'organizzazione di questo evento. Quindi il Presidente Silvestri, il Vicepresidente, il Direttore e tutti coloro che hanno organizzato questo evento. Il tema di oggi è orientamento, formazione e politiche attive. Orientamento e formazione è quello che rappresenta qui oggi Job Orienta, nel senso che qui troviamo proprio tutto l'orientamento, tutta la formazione. Le politiche attive, anche queste sono molto importanti per il lavoro, per l'occupazione, scusate, per la formazione e per i giovani. Io prendo pochissimo tempo, vi auguro un buon lavoro e vi saluto ancora tutti. Grazie. Grazie. Siamo noi a ringraziare il Consiglio Provinciale di Verona perché è sempre stato vicino alle attività della Fondazione. Vedo Lorenzo, che saluto, Lorenzo Sartori, quindi grazie davvero. Non so Vincenzo se vuoi dire due parole come indirizzo di saluto e poi magari riservarti l'intervento a nome della Fondazione, un saluto. Sì, grazie a tutti, soprattutto chiedo scusa per come per come è maturata questa iniziativa, che purtroppo poi ha trovato, diciamo così, il paradosso sta nel fatto che la fiera ci ha venduto questa sala per poi dopo scoprire che aveva chiuso gli accessi alle persone. Quindi insomma c'è stato un attimo a dire ma com'è che prima vendete e poi però impedite alle persone di accedere. Insomma c'è stato un misunderstanding e questo chiaramente ha provocato questa difficoltà da parte dei colleghi, quindi che comunque con estremo sacrificio poi alla fine siamo riusciti a strappare una serie di accessi e insomma ringrazio tutti coloro i quali nonostante queste difficoltà hanno comunque voluto onorare questa presenza. E ringrazio naturalmente i relatori che abbiamo coinvolto in questa iniziativa, che è un'iniziativa naturalmente che ha un filo logico che si collega con l'evento che lo contiene, cioè ovviamente i ragazzi, l'orientamento, e quindi è chiaro che l'attività di formazione, come vedrete insomma, nel proseguo della discussione, ha una importanza decisiva. Ormai il binomio politiche attive e formazione sono diventate lo erano da sempre, ma ancora di più ora è diventato un binomio molto importante. L'altro obiettivo che vogliamo raggiungere con questo incontro, questa discussione, è quello di mettere in chiaro quelle che sono le iniziative, appunto come poco fa accennava Enrico Limardo, il direttore di Fondazione Lavoro, e queste novità introdotte dal decreto 48, che sono delle novità molto interessanti, molto importanti, perché insomma introducono dei concetti che comunque nel nostro ordinamento c'erano, ma di cui se ne parlava da decenni, ma che finalmente nel giro di un'estate hanno trovato improvvisamente conclusione, e che vede coinvolto finalmente il privato, per meglio dire la famosa cooperazione pubblico-privato, che era una sorta di araba fenice su cui tutti i decreti in materia di lavoro finora ne avevano suggellato l'importanza, però poi nel momento in cui si andava concretamente a capire, a vedere come si declinasse la cooperazione pubblico-privato, rimaneva un grande buco nero. Adesso invece si comincia finalmente il buco nero a rischiarare e si comincia a capire come i privati possono intervenire concretamente all'interno di questo circuito nuovo, e quindi come obiettivo vogliamo un attimo chiarire anche ai consulenti del lavoro delegati, quindi anche il ruolo di Fondazione Lavoro in quanto agenzia per il lavoro, come sapete, molto particolare, ma che ha una sua precipua caratteristica che altri non hanno, cioè quella di avere una serie di punti di contatto diffusi sul territorio, una diffusione di punti di contatto territoriale che altre agenzie del lavoro si sognano, e quindi questa cosa secondo noi di Fondazione Lavoro è un
un'ottima occasione per un rilancio delle attività di Fondazione Lavoro, per un rilancio dell'attività del consulente del lavoro, e quindi da questo punto di vista speriamo, attraverso questo breve incontro, di cominciare a buttare i semi per una possibile futura collaborazione nell'ambito appunto pubblico-privato, che possa finalmente portare a un sviluppo complessivo delle politiche attive e anche delle attività delle agenzie private. Ecco, un po' ho voluto sintetizzare in maniera veramente pochissime parole quelli che sono gli obiettivi e per i quali insomma io ringrazio prima gli intervenuti e poi soprattutto i colleghi che hanno voluto accogliere il nostro invito oggi. Ok, buon lavoro. Grazie Presidente, reputatevi fortunati a essere entrati, potevate utilizzare il vostro biglietto, bagarinaggio fuori, potevate rivenderlo, non so quanti l'avrebbero acquistato, però vi renderete conto alla fine della giornata che ha un valore importante. Da questo io partirei subito con il professor Amicucci e così mettiamo subito un po' di carne al fuoco. Franco, da esperto, il Presidente Amicucci, Presidente anche sì, il professor Amicucci è Presidente di Schilla, una società che utilizza la formazione e la formazione a distanza come elemento importante dell'agire all'interno del mercato del lavoro. Ha un'esperienza più che decennale rispetto a queste attività e a lui abbiamo chiesto di farci una panoramica iniziale per capire dove sta andando il mercato del lavoro, quali sono le esigenze che si ritrovano come politiche attive, orientamento e soprattutto necessità di formazione. Prego Franco. Grazie, il tema è vastissimo, quindi utilizzerò solo una piccola parte dei flash, facendo riferimento ad alcuni webinar che abbiamo fatto con Tiziano Scarpetta dell'OCSE sul mercato del lavoro durante il lockdown, e quindi farò riferimento un po' ad alcuni anche studi internazionali, ma proprio con schemi semplicissimi e veloci, perché il tempo però anche un po', mi permetterò di dire, anche un po' provocatori tenterò di fare. Quindi alcuni trend, ma proprio due flash sul mercato del lavoro, le opportunità per alcune parti del mercato del lavoro, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, mi piace interessare su questo, e poi anche un nuovo racconto della formazione professionale per i ragazzi, per i NEET, per i ragazzi in cerca di lavoro, soprattutto su quelli più emarginati dal punto di vista della scuola, che è un lavoro che sto a fare, mi piace, nella mia nuova stagione della vita come volontariato per tutti gli enti di formazione professionale che sto a fare su questo. Allora, parto da questi flash. Io credo che qui nei presenti qualcuno avrà genitori o nonni nel settore agricoltura. Io sono degli anni 50, del 53, ho appena fatto 70 anni, io vengo dall'agricoltura, i primi 10 anni l'ho vissuti in agricoltura, ma il 50% della popolazione era in agricoltura. Oggi il 4%, leggermente in aumento. Gli ultimi vedo agricoltori, io tra l'altro come regalo di compleanno mi sono preso un piccolo terreno adesso da coltivare, proprio come per ritornare alle mie origini. Sono laureati, ho visto quelli, i vicini del terreno, sono avvocati giovani che hanno deciso di fare investimento in il settore dell'industria, il secondario, siamo al 24%, nel 68 era il 38%, okay? Rispetto agli anni 50, quindi abbiamo avuto un crollo notevole della cosa. Siamo di fronte alla terziarizzazione del lavoro, come tutti i paesi occidentali, okay? su questa parte. Quindi abbiamo servizi in questo arco di tempo più 22% recentemente, industria meno 26%. Che caratteristiche ha il nuovo mercato del lavoro? Il mondo dei servizi ha il mondo della frammentazione, della variabilità, ne nascono e ne muoiono continuamente. La tua parola, Enrico, ha detto stabilizzazione, no? Noi andiamo in un mercato del lavoro dove il concetto di stabilizzazione che avevamo negli anni 70-80 non esiste più, non esiste, non potrà esistere. Tenendo conto che però nel mondo del terziarizzazione c'è questo, c'è lavoro precario, ridere, sottopagato a 4 euro l'ora, 5 euro, e il lavoro evolutissimo dell'intelligenza magari artificiale. Okay? Quindi siamo di fronte a quello che io chiamo un doppio mercato del lavoro, ma che non io, che è stato chiamato da tutti gli studiosi recenti su questo. No? Quindi abbiamo il doppio mercato del lavoro, vedremo adesso, per cui le politiche anche, io ricordo, ho avuto l'opportunità di collaborare con Treo negli anni 90, così eccetera, lì si pensava a un mercato del lavoro ancora nella logica di alcune linee uguali per tutti. Okay? Questo non regge più come modello, delle linee uguali per tutti su questa parte. Perché?
Perché la nuova geometria della forza lavoro, guardiamo, l'800 era pochissimi ricchi, masse povere, molto piramidale. Il 900 è stata la crescita della classe media, ok, su questa parte qua. Noi siamo entrati nell'epoca invece del doppio mercato del lavoro. Che significa questo? Una fascia alta del mercato del lavoro e una fascia bassa, con rischio di poca mobilità dal basso verso l'alto su questa parte. E dentro questi mercati del lavoro ci sono dinamiche diverse, completamente diverse una con l'altra. Nella prima, mancanza di figure ad alta specializzazione, il famoso mismatch, ci mancano queste figure, perché le università non le forma la scuola. Qui avevo visto, ho girato chiaramente tutte il problema dello STEM, tutte le materie scientifiche, no? Tutte le figure che mancano in una società che va verso la digitalizzazione. I nuovi lavori saranno ad alta intensità tecnologica, tutti i nuovi lavori anche in quest'area qua, e quindi la caccia ai talenti, vengono pagati molto oltre i contratti di lavoro, in molti casi. Nel senso, chi è nel mondo del lavoro sa che alcuni talenti in alcuni settori sono pagati a volte il 50% di più di quello che prevede il contratto, perché proprio non si trovano, bisogna conquistarseli, strapparsi di un'azienda con l'altra, anche in questa parte. Settore che ha un aggiornamento professionale continuo, investimenti, qui intervengono molti fondi professionali, non solo, ma le aziende più evolute mettono 3-4 volte la quota messa dai fondi. Okay, su questa parte, come cosa. La fascia banca ha difficoltà a trovare alcune figure professionali disponibili per alcuni lavori faticosi, pur essendoci disoccupazione adatta per quella cosa lì, però non si incontrano, non c'è la cosa. Competizione con la forma di assistenza, fino adesso, quindi la legge 48 va in questa logica di allineamento su questa positivamente. I lavori più vulnerabili partecipano poco all'aggiornamento professionale, quindi ecco, questo è il paradosso del mercato del lavoro, no? Chi ne ha più bisogno non viene inserito, eccetera. Però attenzione, e quindi siamo di fronte a questi, no? Come il doppio mercato del lavoro, e dentro però anche questi ci sono delle frammentazioni, c'è il mismatch del mercato del lavoro, ma siamo di fronte a questa situazione, facciamo un esempio, come ci comportiamo con i NEET, un segmento di quest'area qua? Come ci comportiamo con i cinquantenni che hanno perso lavoro, magari di media alta specializzazione nel settore dell'industria? Come ci comportiamo con figure invece ben professionali che stanno lavorando ma hanno un'aspettativa di salire sopra? Politiche del lavoro, politiche di formazione molto diversificate siamo di fronte. Ecco, quindi siamo di fronte al concetto della nuova complessità del mercato del lavoro, che non ha stabilità. La mobilità sarà sempre più alta. Sopra c'è una mobilità molto forte di persone che vogliono migliorare continuamente, che si dimettono e si spostano all'interno del mercato del lavoro nazionale verso quello europeo. I giovani considerano ormai l'Europa come nella mia generazione si considerava l'Italia, 3 regioni. Okay? È un'unica regione nella mentalità dei ragazzi. Spostarsi a Londra, a volte spostarsi a Londra tra Milano e Londra è più veloce che andare magari tra Milano e un'altra zona. Okay? Quindi l'Europa è diventata piccola, è una piccola nazione nella mentalità dei giovani che hanno fatto Erasmus, che parlano le lingue, eccetera. E si muovono, siamo 4 fratelli, 8 nipoti, metà sono all'estero, ma non vengono all'estero perché 2 sono figli di imprenditori, non è che perché mancava lavoro, per fare esperienza. L'idea è fare 5-6 anni, poi se c'è opportunità si ritorna. E quindi ecco in questa dimensione, non è che quindi una scelta definitiva, nessuno fa qualcuno lo fa perché uno si sposa, ecco uno si sposa con una e quindi rimarrà lì magari, no? su questa parte. Quindi siamo una dinamica nuova, siamo grande mobilità, entrata e uscita, sia in alto che sotto su questa parte. Però c'è il tema dei ragazzi della fascia bassa, così, quindi la frammentazione che richiede. Allora il tema è una nuova formazione. Adesso mi volevo fermare un po' sul tema invece che ha più bisogno i ragazzi che sono fuori dal mercato del lavoro, che non hanno titoli di studio, portando qualche piccola esperienza, che è questa. Parto di cose. Faccio un nome, conoscete Caterpillar CGT, per esempio Tesia, non trovava più gli scavatori, eccetera. Gli ultimi macchinari prodotti da Caterpillar, prodotti anche dall'azienda Fiat, sono macchinari ormai che si guidano come il trattore, e la mititrebbia, poi ho scoperto che il mercato principale di queste aziende in Europa è l'Ucraina, per esempio, no? delle cose. Cosa avviene? Che i nuovi trattori sono guidati come si guida un aereo, con un pannello, ci si mette gli occhiali. Tu non vedi la terra in modo reale, la vedi in realtà virtuale. Cosa si è fatto? Con i salesiani si è fatto l'accordo di costruire laboratori e si è fatto l'annuncio, e ecco qua i ragazzi NEET che sono stati buttati fuori dalla scuola, però abili nella PlayStation, per esempio,
è l'estensione della PlayStation, questo lavoro è diventato. Per cui hanno trovato lavoro, adesso si apre anche in Spagna e in Portogallo queste attività, e quindi si è recuperato una cosa che non si trovava più in questo senso. Ecco allora come la tecnologia, vado molto veloce su questo, ma come la nuova tecnologia, la realtà virtuale, la realtà aumentata, anche l'intelligenza artificiale, potranno essere introdotti più velocemente nelle scuole tecnico-professionali. L'ho visto anche qua, l'avete visto, se andate al padiglione delle scuole edili, li vedete, potete sperimentarli gli scavatori con realtà virtuale, per esempio, come modello. Ma su qualunque tipo di macchinario ormai sarà così il lavoro futuro su questa parte. Ecco allora che questo sarà una possibilità per me di vivere la tecnologia come amica e non come elimina il lavoro. Okay? Perché questo il racconto è sempre stato fatto, la tecnologia elimina il lavoro dal tempo del luddismo, non è mai avvenuto così, non è mai avvenuto così, eccetera. Cambia però il lavoro, elimina alcuni lavori e ne crea tanti nuovi, okay? su questo tema. E quindi c'è il tema anche della mobilità interna, della riqualificazione di tutto il mondo del lavoro su questa parte, che poi Ampalle sa benissimo cos'è tutto il Fondo Nuove Competenze, tutti i lavori di riqualificazione, quindi simulatori e laboratori virtuali, basati su intelligenza artificiale, che permettono agli studenti di esercitarsi e acquisire competenze pratiche in ambienti controllati, e quindi questi sono i nuovi mondi dell'apprendimento, anche del lavoro, così che stanno avvenendo. Quindi, però ecco, questa è ad esempio l'esperienza che si sta a fare con di formazione per tutta la parte del mondo CNH, dei trattori Fiat, per esempio, in tutto il mondo. Quindi tutto vengono anche, prima di andare a fare, si fanno le simulazioni per guidare trattori, per guidare scavatori. Si arriva già, prima venivano fatti in affiancamento sulla macchinario reale, erano fatti, e la formazione era solo teorica, okay? Quindi non sapevano far nulla quando andavano. Cambia completamente quindi la formazione con queste modalità. Ecco, quindi tutte le nuove dimensioni dell'apprendimento. Concludo con il tema di un nuovo racconto della formazione professionalizzante. Nella riforma che c'è la riforma, mi piace raccontare che insieme alla riforma della legge 48 c'è anche la formazione di Valditara per la parte della IFPT, della formazione tecnico-professionale, gli istituti tecnico superiori, la possibilità di accedere alla formazione professionale di 4 anni e andare sopra, che è interessante come necessità di percorso e necessità però di fare un nuovo racconto. È il nuovo racconto del lavoro in Italia. Noi abbiamo, non possiamo trattarlo in un minuto, però il tema di un nuovo racconto è necessario. Io recentemente, se andate nella mia pagina Il Sole 24 Ore online, trovate il futuro dell'apprendimento, che la separazione del lavoro umanistico e del lavoro tecnico non ha più senso. Noi stiamo entrando io lo chiamo i lavori che si avvicinano sempre di più, sia quelli manuali che quelli intellettuali, nell'infinito mondo dei microgesti, perché anche il chirurgo lavora ormai, può operare a distanza col microgesto del computer, il lavoro operativo è il microgesto, l'avvocato, il notaio, e quindi i lavori professionali e i lavori umanistici non ha più senso tenerli separati come era, se ci spostiamo sull'altro ministero, nella riforma gentiliana, che ormai non ha più senso. Da una parte il mondo umanistico che non si sporca le mani, e dall'altro invece chi fa il lavoro sporco. Ecco, si stanno avvicinando questi mondi con la tecnologia. È l'infinito mondo dei microgesti che noi facciamo. Eccolo qua, vi vedo tutti con i microgesti in mano che state lavorando sui computer. Ecco, quindi questi mondi si stanno avvicinando. Quindi anche formazione tecnica umanistica bisogna avvicinarle. Mi piace fare lo stage operativo del liceo classico, portarli in azienda anche, e il lavoro e la formazione umanistica anche negli istituti tecnico-professionali e in tutta la formazione professionale. Ecco, avvicinare questi mondi, perché le soft skills servono. E quindi il nuovo racconto deve coinvolgere tutta la filiera formativa, famiglie, le scuole, le istituzioni, il mondo del giornalismo nelle parole che si usano su queste cose. Ecco, il lavoro che hanno fatto in Danimarca, ho concluso, il lavoro sulle parole, nella formazione professionale ci sono 12 centri del Ministero del Lavoro in Danimarca, gli Amo Center, dove hanno fatto un grande lavoro sul nuovo racconto dei lavori. Badante, no, assistente, manager della casa. La donna laureata non ha problema di fare la badante, perché non è badante, è una manager della casa, ok? Su questo elemento. Grande difficoltà a trovare negli ospedali, nelle cose, gli operatori sanitari. No, sono gli eroi del benessere loro.
La sigla che viene esternata nel portale, la trovate, sono istruiamo gli eroi del benessere del futuro, con mani esperti, cuori a posto e cervelli pieni, e così per 500 lavori, la ricostruzione del racconto, della dignità sociale, naturalmente che avrà conseguenze anche in termini retributivi, eccetera. Ecco. Ho concluso solo con alcuni stimoli, grazie. Grazie Franco. Io passerei a Gaetano Martorano, che oltre ad essere psicologo del lavoro e dell'orientamento è anche docente all'Università di Bologna in queste discipline. Gaetano, il tuo punto di vista rispetto a come deve cambiare l'orientamento, si deve modificare l'orientamento in relazione agli stimoli di cui parlava Amicucci? Io ho preso, grazie, buongiorno a tutti, grazie della presentazione, grande onore di intervenire dopo il professor Amicucci. Stavo proprio scrivendo mani esperte, cuori a posto e cervelli pieni, perché avevo preso degli appunti per questa giornata e avevo in mente 3 sfide che riguardano le persone, i servizi e le organizzazioni. Mi sposto però perché poi parlare dopo un relatore che dà degli stimoli smuove. Partiamo con 3 stimoli. Probabilmente la generazione dei nonni, o comunque chi ha avuto il lavoro, vi faccio un esempio di cinematografia, La classe operaia va in paradiso, Elio Petri, c'è quella figura di operaio che si affranca più o meno, e il testo base è probabilmente La chiave a stella di Primo Levi, dove c'è il piacere del lavoro e anche la descrizione di alcune attività e anche di alcuni contorni di attività, perché lui viaggia, va in giro, fa delle cose, parla con l'albergatore, con il ristoratore. Quello è un tipo di lavoro che ormai forse è sepolto anche nei modelli orientamento. Trovare l'uomo giusto per il posto giusto in questo momento non paga più, quindi anche da psicologo del lavoro la psicotecnica che ci aiuta a cercare le persone per quel posto lì ci aiuta veramente poco, perché poi ci sono altre caratteristiche trasversali che adesso vedremo. Anni 50-60, L'uomo dal vestito grigio, è anche un film con Gregory Peck, è un testo di Sloan Wilson e richiama proprio teoricamente il taglio orientativo di Donald Super. Ci sono delle tappe nella vita che tu devi attraversare e devi essere pronto a farlo. È il protagonista dell'uomo dal vestito grigio che fa a un certo punto, spinto dalla sua famiglia, in particolare sua moglie, dice ma i vicini hanno comprato la falciatrice e tu che fai? E allora lui si affanna un po' per cercare uno stipendio differente, non tanto un lavoro differente, attenzione, ma uno stipendio differente all'interno della sua azienda o altre aziende, ed è una pressione che viene dal contesto. Perché devo guadagnare di più? Ma sto tanto bene, faccio le cose, invece no, dobbiamo avere la roulotte, la falciatrice, e quindi delle tappe che fino agli anni '80 probabilmente vanno a permeare anche quello che si dice in orientamento. In orientamento noi dicevamo, e anche in selezione si diceva alle persone, dopo lo studio c'è il lavoro o c'è un altro po' di studio, ma poi c'è il lavoro. Se non sei pronto a questa tappa probabilmente c'è qualcosa che non va, noi ti accompagniamo in questa cosa. Quindi anche fino agli anni 2000 il concetto di transizione. Mi sono arenato quando ho dovuto cercare qualcosa per questi tempi. Ci sono tanti esempi di cinematografia, e mi sembra che sono stato fortunato perché in una slide del professor Amicucci ho intravisto una roba del genere, mi sembra, sono stato fortunato perché la cosa a cui avevo pensato è una cosa che chi ha fatto soprattutto, che ne so, il classico, ma anche secondo me abbastanza diffuso, Raymond Queneau, esercizi di stile. Quanti ce l'hanno presente? Molti immagino, quella storiellina che dice un uomo sul tram la mattina, qualcosa, sono 20, una trentina di variazioni sul tema della stessa situazione. Allora il punto probabilmente è questo, dobbiamo cercare delle narrazioni che siano alternative ma non per le possibilità, per la persona, e che siano ugualmente significative rapportate ai tempi. L'incertezza deve diventare un valore.
come rileggo la mia esperienza formativa e lavorativa è probabilmente la chiave anche per aiutare i più deboli. Anche per aiutare i più deboli, e questa è la sfida dei servizi probabilmente, perché le persone ci chiedono di cercare e trovare il loro posto all'interno della società rispetto alla loro esistenza. Esercizi di stile è sempre lo stesso plot. Quest'uomo che sale sul tram, ne vede un altro, questo litiga con un altro, poi scendono, lui scende e lo rivede. Questo è, se ci pensiamo dal punto di vista nostro di orientatori, non so quanti in questa sala si occupano direttamente di persone, alla fine le storie che ci raccontano le persone, pur essendo tutte diverse, passano attraverso dei milestone che sono fissi. La formazione, lo studio, l'istruzione, la formazione, il lavoro, un altro lavoro, la perdita del lavoro, il plot è quello. La fatica dell'orientamento e degli orientatori in particolare è quello di trovare, cercare, mettere a punto, se ce la facciamo, perché poi il mondo del lavoro corre più di noi, quindi alcuni nostri modelli che mettiamo a punto oggi, già domani sono magari vecchi, perché ieri c'è stato il Covid e quindi ci ha sparigliato le carte. Probabilmente dobbiamo essere molto bravi a offrire alle persone una narrazione che sia compatibile con quello che vogliono. E questo è l'aggancio con la sostenibilità. Che cosa riesci a fare in questo momento? Che cosa puoi fare in questo momento? I cambiamenti sono molto più rapidi. I miei studenti della magistrale, quindi non giovanissimi, ma neanche pienamente adulti, dicono, i nostri genitori già hanno fatto 2, 3, 4 lavori e alcuni sono disoccupati. La mia generazione probabilmente aveva il genitore alle poste, alle scuole, quindi la rappresentazione del lavoro è profondamente cambiata, è molto radicata, soprattutto in alcune zone del nostro paese, ma è fortemente cambiata, la forbice si allarga, dobbiamo offrire proprio come orientamento e come orientatori, come disciplina, quindi anche assieme alla psicologia del lavoro, qualcosa che possa in qualche modo accogliere le sfide. Un'altra parola su un concetto chiave che è quella dell'occupabilità. All'interno dell'occupabilità come macro costrutto c'è la cosiddetta adattabilità. Noi veniamo da tempi dove l'adattabilità, appena si nominava adattabilità, veniva confusa o associata a quella flessibilità che diventava erosiva e che era e che è, il professor Micucci lo diceva, dannosa per chi il lavoretto che ha trovato magari durante gli studi poi diventa il lavoro e poi diventa il lavoro di tutta una vita e poi non lo sappiamo. L'adattabilità è una risorsa personale che ci fa armonizzare ciò che ho davanti. Io conduco una battaglia da anni con i miei colleghi sulla questione del piano B. Ma allora quando fai orientamento allora c'è il piano A e il piano B. Ma se a me dicessero che sono il piano B di qualcuno o di qualcosa non mi piacerebbe. Io cercherei appunto di trovare delle narrazioni che siano altrettanto stimolanti, ricche, a tema come quelle di esercizi di stile. Io cerco e cerchiamo poi nel lavoro che facciamo in Pluriversum di centrare le scelte delle persone sulle alternative, pesate con questo costrutto dell'adattabilità, che ha al suo interno anche la visione positiva del futuro. Alcuni colleghi, che non è quella roba, l'ottimismo e il profumo della vita, ma è una consapevolezza delle proprie risorse. E allora forse il supporto che possiamo dare alle persone più deboli è forse anche una consapevolezza delle proprie risorse e della sostenibilità della carriera. È stato condotto uno studio da Dina Guglielmi e colleghi dell'Università di Bologna che sostanzialmente, ve lo sintetizzo, dice che non è tanto la disponibilità di posti di lavoro, ma è la occupabilità percepita che fa la differenza nelle persone. Io posso anche sapere che per me, laureato in psicologia, ci saranno 36.000 posti di lavoro e dico sì, però figurati se vanno a prendere proprio me. Versus non c'è nessun posto per il laureato in psicologia, quello che dicevano a me quando mi sono laureato. Ma io dico, vuoi che non ci sia una possibilità per me? Ve l'ho sintetizzata, però pare che anche misurando e facendo un'analisi statistica come hanno fatto i colleghi misurando le variabili, la variabile chiave è proprio quella della consapevolezza delle proprie risorse. E allora
concludo, potremmo provare, poi c'è Yoda che dice fare non provare, però potremmo andare a vedere l'incertezza come valore, dare alle persone degli strumenti di poter leggere e rileggere la propria carriera lavorativa, proprio perché il mondo cambia, perché il rapporto con la tecnologia cambia e proprio perché i più deboli sono a rischio, la forbice si sta allargando, l'abbiamo appena detto. E quindi questo riguarda anche quanto saremo veloci e capaci di trovare dei modelli descrittivi e di intervento. È importante lavorare assieme, è stato richiamato all'inizio, forse è un'occasione questa di lavorare pubblico-privato, diverse professionalità per accompagnare le persone. E il punto è che non sappiamo neanche noi dove accompagnare, al lavoro, ma quale lavoro? Quindi c'è bisogno forse di integrazione anche delle professionalità delle persone, anche perché no, è un'occasione, credo, però io non mi occupo direttamente di questo, magari, però è un'occasione anche per mettere a sistema alcune competenze comuni di chi si occupa di accompagnare le persone. È un'occasione probabilmente, perché ci sono anche riferimenti normativi, ci sono le azioni le deve fare qualcuno, questo qualcuno, pensiamo anche a tutte le persone che sono entrate ormai da 1 anno e mezzo a questa parte nei centri per l'impiego. È una grande occasione per, secondo me, andare a mettere a sistema alcune competenze. E poi la questione è anche il legame fra persona e lavoro. E qui chiudo, nel senso che probabilmente la chiave a stella di Levi, che ci diceva che essere felice e lavorare è la cosa migliore del mondo e più bella del mondo, è il sapere poter riscrivere e reinterpretare la propria carriera, probabilmente dà alle persone, e forse è il nostro compito quello di accompagnarle, dà alle persone la chiave di interpretare il loro ruolo proprio su quel trattore di cui parlava il professor Amicucci, che ci pone in una dimensione che non è quella dell'agricoltura e non è neanche quella tecnica, ma è una relazione con un contesto che va al di là dei profili, dei repertori, delle competenze e che mette assieme una serie di abilità per gestire quella situazione. Ultimissimo, come abilità chiave, in Pluriversum stiamo portando avanti un modello di career management skills, che sono tutte quelle abilità specifiche che servono alla persona per gestire gli oggetti della propria carriera. Quindi se domani mi dovessero proporre la guida di un trattore con i comandi della PlayStation, io dovrò fare i conti non tanto con quello strumento e con quell'attività, ma con quel contesto che mi offre una sfida per un mio apprendimento verso un mondo che magari ancora non conosciamo. Grazie. Grazie Gaetano, hai aggiunto ulteriori stimoli rispetto a quanto detto prima da Franco Amicucci. Io passerei a questo punto, lascerei in fondo i consulenti del lavoro, perché chiudete voi. Passerei a questo punto al pubblico, cioè nel senso, rispetto a quanto abbiamo ascoltato dal professor Amicucci e dal professor Martorano, partirei dal sistema regionale, no? Dando la parola a Luigi Oliveri, che è il dirigente di Veneto Lavoro. È emerso come stiano cambiando modelli di riferimento, intendo, stiano cambiando le esigenze e le necessità formative dei disoccupati o di coloro che si devono ricollocare, ma sappiamo che cambiano velocemente, diceva anche Amicucci, le esigenze delle imprese. Ieri in un seminario organizzato da Ampal Servizi e condotto brillantemente da Giuseppe Romano e Cristina Venuleo, emergeva proprio da un tuo collega, cioè Agostinetti del Veneto, emergeva una cosa: forse stiamo ragionando con delle politiche attive che non esistono più, cioè rispetto a quello che stiamo vedendo nel mercato e le esigenze di lavoratori e imprese. Le politiche attive che noi abbiamo immaginato qualche anno fa e su cui continuiamo a investire
in termini di organizzazione, di risorse, di strutturazione, di sovrastrutture più che di strutture. Sono ancora le politiche attive che servono e serviranno nel prossimo futuro? Cioè noi siamo stati investiti in passato, qui siamo in una regione matura rispetto alla gestione di percorsi di politica attiva del lavoro, però noi siamo stati investiti in passato da Garanzia Giovani, abbiamo preso questo fiume in piena di gol che poi probabilmente nella maggior parte del territorio nazionale, più che un fiume in piena, si è rivelato un piccolo affluente perché insomma, sta producendo non tantissimo. Dal tuo angolo, dalla tua visuale, dal tuo angolo di osservazione, come vedi la tendenza rispetto a quanto ascoltato e alle politiche del lavoro che voi come Veneto Lavoro vivete quotidianamente? Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la situazione è molto chiara, mentre c'è da una parte questa riflessione che viene fatta da molto tempo sugli studi dove va il mercato del lavoro, che è sempre uno studio che ogni 6 mesi cambia perché cambiano le prospettive e come cambia il lavoro. E per altro verso invece le politiche del lavoro sono necessariamente arretrate e ferme, per la semplice ragione che le politiche del lavoro sono studiate sempre allo scopo di cercare di trovare il lavoro a dei soggetti che fanno parte della cosiddetta fascia bassa, quella che abbiamo visto prima. C'è questo piccolo aspetto che però non è trascurabile, perché la fascia alta si autopiazza, è quasi ignorata dalle politiche del lavoro. Non ci sono politiche del lavoro per le fasce alte, salvo alma mater, strumenti insomma di incontro mando offerta tra università e aziende legate a meccanismi diciamo di incontro mando offerta spontanei o organizzati, ma che comunque sia trovano un percorso ed una strada abbastanza automatici. Poi c'è l'altro mondo di quei 3 milioni circa di dipendenti pubblici che non hanno politiche del lavoro, fanno i concorsi e se lo vincono si piazzano, altrimenti no, rimane questo mondo della fascia bassa, che però non è la metà, è molto più della metà del mercato del lavoro, che è soggetta a questo continuo rendersi liquido del mercato del lavoro stesso. Allora, il problema qual è? Che le politiche del lavoro non possono più essere intese come politiche statiche, ma come politiche assolutamente dinamiche. In effetti, il goal, posto che la gente sappia cosa sia il goal e che lo sappiano le aziende, cosa della quale io ho forti dubbi, è diciamo, un passo verso un sistema di politiche attive che dovrebbe essere domani fatto on demand. Se dobbiamo trovare proprio un sistema di darci un metodo per provare fra qualche tempo, intanto teniamoci il gol che non c'era e quindi diciamo, va benissimo che adesso ci sia, perché prima politiche attive ce n'erano ben poche, adesso invece abbiamo qualcosa di concreto. Ma dovessimo immaginare un domani, un futuro diciamo, per le politiche attive, è chiaro che bisogna abbandonare il sistema della classificazione e della politica strutturata composta da un finanziamento che è a sua volta dedicato ad attività ben precise in termini di formazione che dura un certo quantitativo di ore e che produce un certo risultato. Bisogna andare verso la formazione, verso la politica on demand. Oserei dire che bisognerebbe anche forse superare la suddivisione fra politica attiva, formazione e orientamento. È tutto orientamento. Fino a quando non si lavora, ogni attività che cerca di portare al lavoro fa parte di un insieme di orientamento. Considerare l'orientamento il colloquio è assurdo, è anche l'attività che ti faccio fare formativa che ti orienta, altrimenti non serve a niente. Il goal dovrebbe anche essere visto come sistema per fare entrare e uscire più di una volta nei percorsi formativi le persone, perché non possiamo avere la pretesa di riuscire a indovinare immediatamente diciamo quell'attività formativa che conduca la persona verso il lavoro. Dopodiché
Sul piano invece delle politiche che comunque adesso abbiamo, torno adesso diciamo, dalla fantasia torno alla realtà, c'è un passaggio molto importante che è quello della definizione finalmente di un sistema organizzato che è standardizzato e vale in tutta Italia. Perché poi c'è anche l'altro problema del nostro mercato del lavoro, che le Italie non sono uguali, non soltanto dal punto di vista dei mercati, che sono territorialmente molto distinti e diversi, ma anche rispetto alle politiche attive del lavoro stesso. Io qua non voglio fare riferimento, ovviamente non voglio né lodarmi né imbrodarmi, ma insomma, non è un mistero che il Veneto funzioni, non è un mistero che Verona funzioni. Io lavoro da lungo tempo su Verona e vedo alcune politiche del lavoro, del GOL, che mi sembrano quasi identiche a una cosa che sperimentammo noi come provincia di Verona con la Fondazione Carri Verona nel 2006. Ecco. Per cui diciamo, mi vanto di aver anche potuto anticipare nel tempo alcuni ragionamenti, ma al di là di ciò, per esempio, il mercato del lavoro è di difficile costruzione e di standardizzazione, perché sappiamo che al sud, per esempio, le agenzie per il lavoro sono pochissime. Il famoso privato col quale si vuole collaborare, sì, benissimo, in Veneto collaboriamo, ma perché ce l'abbiamo e abbiamo un privato anche di qualità. Vanno a fare in Calabria, vanno a fare in Puglia questo stesso discorso, basta guardare la mappa delle sedi delle agenzie per il lavoro in quei territori, ti accorgi che non ci sono, per cui comincia a diventare difficile. Allora, il passaggio molto importante del GOL è stato questo, di avere disegnato un sistema di elaborazione di strumenti, di politiche attive diciamo standardizzabili, che induce all'utilizzo a sua volta standardizzato di strumenti di incontro domanda offerta. Il SISL va benissimo perché in qualche misura dice alle regioni: sentite, quelle che siete rimaste indietro, agganciatevi, basta. Cioè è un po' quel criterio di sussidiarietà verticale per cui io dall'alto sussumo una diciamo, carenza che nel basso non c'è, quindi ti metto a disposizione uno strumento, non hai più la scusa per dire non posso fare la registrazione delle attività. Ancora, c'è la coena di Alectos, io posso finalmente parlare con i miei colleghi e quando parlo di percorso 1, percorso 2, percorso 3, percorso 4, mi capisco, cioè riesco a poter dialogare col mio collega e mi rendo conto, ma tu il percorso 2 come lo stai gestendo? Va bene o male, quante ne hai piazzate, quante ore di formazione fai fare? Cioè ragioniamo finalmente in termini concreti e quindi questa possibilità di mobilità nel mercato del lavoro, possibilità anche di mobilità nelle politiche del lavoro risulta concreta e fattibile. Cioè, possiamo mettere in condizione le persone, non adesso, ancora è presto, non è ancora maturo, ma domani, di valutare, ma dov'è che in quale regione mi conviene a me farmi fare la politica del lavoro, quella che la fa meglio. Comincio a fare benchmarking anche su una possibilità di aiuto e di sostegno. Quindi io diciamo, spero, credo, ma ne sono abbastanza convinto che il PNRR abbia fornito con l'idea azione del GOL uno strumento che probabilmente non verrà più abbandonato, cioè quello del GOL. Penso che possa diventare uno standard a lungo termine, poi sarà questione di vedere dove reperire le risorse, ma anche sulle risorse. Lo dico ovviamente a persone che me lo possono insegnare, voi mi insegnate che parliamo tanto di politica del lavoro, nessuno l'ha mai definita. La politica del lavoro semplicemente sono dei soldi che si danno perché qualcuno si impegna a cercare lavoro. Se non ci sono i soldi la politica del lavoro non si fa. Quindi vedremo, esaurito il PNRR, come si investirà, se sarà chiaro che la spesa pubblica dovrà diciamo, orientarsi in particolare nella fase della transizione da un lavoro all'altro, che sarà talmente normale che noi dovremmo considerare un altro aspetto recentissimo, voglio andare sul DL48, l'SFL, lo dovremmo considerare anch'esso uno standard, abbandonando l'idea che l'SFL sia uno strumento alternativo al reddito di cittadinanza. Siamo ancora un po' fuorviati, secondo me, da quelle esperienze lì, per capire che l'SFL non dovrebbe essere altro che una modalità ordinaria di diciamo, assicurare a chi è in una fase della terra di nessuno, in cui mi sto orientando, sto cercando di cambiare lavoro, sto cercando di imparare a usare la PlayStation per guidare il carro ponte, insomma, viene attivata una serie di iniziative che anche quelle possiamo cominciare a standardizzare, in cui diciamo, l'attività mia viene sostenuta da un sostegno al reddito, che deve un po' superare l'idea, siccome c'hai in famiglia l'ISEE basso, non è tanto questo il tema è cercare il lavoro è un lavoro, l'orientamento, ribadisco, è tutto. Allora entrare in questa linea di
di pensiero può far capire che qualora io sono disoccupato e non ho diritto alla NASPI, comunque una spinta finanziaria la debba avere per riuscire a poter partecipare in maniera attiva e fattiva alle politiche. Tant'è vero che qua in Regione stiamo cominciando a pensare appunto a dare quantomeno un'indennità oraria alle attività di formazione sul percorso 2. Cosa che già per esempio si fa per una politica nostra regionale che si chiama voucher rafforzato, che è riferita ai disabili. Perché il sostegno al reddito è necessario e fondamentale e quindi bisogna cominciare a pensare all'investimento da realizzare perché la persona in cerca di lavoro possa essere sostenuta mentre effettua questa ricerca. E qua, se mi consentite, la congiunzione pubblico-privato è ancora più importante, perché non è tanto soltanto la collaborazione, il pubblico che fa in sostanza da, come possiamo dire, punto di accesso per individuare i bisogni della persona e poi indirizzarla verso i privati che sanno erogare materialmente l'attività di formazione, che è il modello che abbiamo scelto in Veneto. Privato qualificato, un privato che è autorizzato, con, nel caso del percorso 2 anche l'estensione, l'ampliamento del concetto di autorizzazione, che non va soltanto nei confronti di chi è autorizzato alle politiche formative ma anche alle politiche del lavoro, che ha un senso, perché si sta parlando appunto di politica del lavoro non soltanto formativa. La formazione è importante se si apre l'aggancio al successivo lavoro. È fondamentale che si possa riuscire anche a concordare con il mondo delle imprese due cose. Cioè le imprese mi debbono anticipare, debbono colloquiare con le regioni, i servizi per il lavoro pubblici, ma anche con i servizi per il lavoro privati, ivi compresi gli enti che erogano la formazione, perché mi debbono fare sapere in anticipo che hanno bisogno di quello che sa usare la PlayStation per guidare il carro ponte. Io lo devo sapere prima, perché in questa maniera qua posso poi colloquiare con gli enti che mi assistono nel fare formazione per concordare con loro attività formativa orientata verso quel genere di bisogno lavorativo che è stato espresso dalle imprese. Qua l'operato vostro di consulenti del lavoro, se mi consentite, è di una strategicità notevolissima, perché potete essere voi il tramite e il punto di congiunzione tra esigenze che possono essere manifestate dalle aziende e dialogo con chi poi le politiche del lavoro intanto pianifica, la regione, chi le gestisce, Veneto Lavoro in caso del Veneto, e chi poi materialmente le svolge, i soggetti privati accreditati. Perché è facile, per esempio in una realtà come Verona, capire che il percorso 2 richiederà moltissimi corsi di formazione sull'attività amministrativa del terziario, è ovvio, anzi mi ero portato appresso una pennetta per farvi vedere, ma ve lo dico tanto non c'è bisogno di trasmetterlo. Noi abbiamo fatto una misurazione, un confronto fra corsi offerti in questo anno nell'attività del percorso 2 relativa a profili amministrativi. C'è una linea rossa, dice che i corsi offerti sono un certo numero, rispetto però poi alla domanda di lavoro, che è una linea verde. La domanda di lavoro è molto più corta rispetto ai corsi offerti. Perché? Perché c'è un overbooking di richieste e di aspirazioni verso questa attività lavorativa. Simmetricamente invece, all'opposto, noi abbiamo in un territorio come Verona, ad altissima vocazione turistica per la presenza del lago di Garda, ma anche della città stessa, una notevole richiesta di figure degli Horeca, camerieri di sala, barman, cuochi, aiuto cuochi, ma la richiesta di formazione è molto bassa. Perché? Perché si piazzano, non hanno voglia, come è stato ben detto dal professore, alcune figure professionali di come posso dire, fare l'upskilling, perché tanto il lavoro lo trovano lo stesso, chi glielo fa fare? E quindi ci sono delle incredibili e impensabili situazioni di mismatch anche dell'offerta formativa oltre che del lavoro, dovute a condizioni particolari di mercato. Questo perché? Perché probabilmente non siamo capaci di dare l'indicazione a chi voglia cambiare il lavoro negli Horeca, di sapere che se tu sei bravo a giocare alla PlayStation magari ti piazzi nel lavoro dell'industria, e non siamo capaci di far capire che la pretesa del lavoro segretariale, chiamiamolo così, ti porta a un mismatch lungo nel tempo.
Questi sono, diciamo, gli aspetti probabilmente del perfezionamento delle misure di politica del lavoro che possiamo fare. Ma il goal però è utile perché permetterà, secondo me, alle persone di rendersi conto, perché fino a quando questo ragionamento è il solo colloquio di orientamento, io cerco di spiegare alla persona che è opportuno che provi a cambiare anche la prospettiva, ma non c'è la prova provata. Il colloquio di orientamento, anche molto approfondito, può risultare non del tutto efficace da questo punto di vista. Il provarlo, invece, io ti faccio fare il corso, ti piazzo, dopodiché vediamo se dopo il corso l'accompagnamento al lavoro funziona e finisce davvero per catapultarti verso un'attività lavorativa. Se questo non va, vuol dire che bisogna porsi qualche domanda rispetto alla efficacia dell'azione formativa. Ecco perché dico che è anche questo orientamento nella realtà. È un orientamento non più teorico ma pratico. Allora le aziende ci debbono aiutare per darci questi continui input sul lavoro che cambia, da un lato, dall'altro lato vedere, scusate, stanarli un attimo per vedere quanto investono anche sull'attività formativa. Cioè in Italia noi abbiamo un'esperienza secondo me molto importante, che è quella degli ITS, no? Ma ci sono poche fondazioni che lo gestiscono con pochi iscritti e ne escono fuori poche figure. Secondo me l'investimento privato è troppo basso. Cioè noi dovremmo vivere di ITS, ormai la scuola difficilmente riesce a formare ragazzi pienamente maturi e pienamente capaci di entrare nel mondo del lavoro. Io capisco che ci possa essere magari una sorta di rivalità con le università, con la triennale, allora facciamo un ragionamento di sistema molto più ampio. Vale la pena insistere sulla triennale? Io forse non la metterei in discussione. Io penso che sarebbe il caso di insistere molto di più su degli ITS robusti, con investimenti molto forti, che consentano di cambiare anche di anno in anno la prospettiva, sempre perché se i privati partecipano col finanziamento anche sostanzioso a misure di questo genere, hanno poi chiaramente tutto il diritto anche di dire sì, però quest'anno l'ITS lo facciamo su questa figura professionale. Il repertorio regione per piacere me lo aggiorni al volo perché a me serve adesso questa figura, non mi serve più quell'altra. In questa maniera qua diciamo che la transizione tra un lavoro e l'altro potrebbe essere svolta attraverso dei mini ITS, cioè dov'è che ci può condurre il goal? Fondendo il percorso 2 col percorso 3, in un mini ITS che mi conduce tra un lavoro e l'altro a quella nuova specializzazione che è un'acquisizione di maggiori competenze nel mio ambito professionale o un cambiamento radicale di ambito professionale. Diciamo che il sistema pubblico da questo punto di vista, e concludo, non voglio sottrarre tempo, il sistema pubblico da questo punto di vista rimane quasi neutrale, perché se noi svolgiamo il compito, come in Veneto facciamo, di cabina di regia, cioè indirizziamo le persone, capito il fabbisogno, verso chi eroga poi queste attività, diciamo non saremmo di intralcio come forse talvolta il pubblico viene inteso, ma siamo invece anzi la propulsione, perché poi facciamo la promozione nei confronti delle aziende e dei soggetti come voi che le seguono, perché rivelino le esigenze e i fabbisogni, e dall'altro lato il pubblico riesce a essere lo stimolo, perché con le idee di politiche del lavoro che siano politiche di orientamento onnicomprensive di tutte queste attività può indurre il privato a creare l'attività di formazione on demand, che è quella che serve per il lavoro che continuamente ogni 6 mesi modifica un pochino i suoi assetti. Io questo penso che sia lo sviluppo futuro. Nell'immediato, ribadisco, mi tengo veramente abbarbicato al goal, perché qualche risultato lo sta dando, soprattutto il risultato molto importante della attivazione delle persone. Noi finalmente riusciamo a agire convocando. Siamo noi che li convochiamo, non c'è più la gente che affluisce ai centri per l'impiego, siamo noi che li convochiamo con un appuntamento ben fissato, facciamo la profilazione e un tempo uscivano via, vabbè, che cosa ho fatto? So che sono disoccupato, adesso escono con un percorso di accompagnamento ben chiaro, percorso 1, percorso 2, percorso 3, quindi con una prospettiva di sentirsi seguiti nella ricerca attiva di lavoro, che è già un passo in avanti molto importante, perché fa uscire le persone disoccupate dal pericolo della sfiducia, quindi della cessazione della ricerca attiva. Grazie.
Beh, sicuramente Gol, sia chiaro, ha dei lati positivi, se non altro, come dicevi, riuscite a parlare tra Veneto e Sicilia sapendo che cos'è un percorso 2, prima questo non esisteva. Però non è così, non è oro tutto quello che luccica. Noi abbiamo la fortuna di lavorare, o sfortuna, su tutto il territorio nazionale. Gol, se usciamo fuori dalle definizioni, cioè presi in carico, obiettivo target, che sono solo quelli che sono stati convocati al Centro per l'Impiego, dà dei numeri che sono impressionanti, perché la prima annualità era tutta tarata sul fatto di aver preso in carico. Se andiamo, cioè i famosi trattati della prima annualità, se andiamo a vedere la seconda annualità, io sto aspettando di vedere quale questa volta meccanismo si inventano alcune regioni per dire che hanno raggiunto il target, perché sono molto lontani dal target. La Regione Campania, che gira dicendo che hanno preso in carico 250.000 persone, Gol è partito avantieri, cioè quindi voglio capire tra la presa in carico e l'essere trattati, essere inseriti. Ma io sono qui per questo, sono pagato per questo, insomma, quindi e poi è chiaro che noi stiamo ragionando sulle risorse, noi quest'anno non abbiamo mai avuto risorse come questa volta. E sono d'accordo con te che il rischio è, dopo questa abbuffata di risorse, capire dove prendiamo il proseguo dei fondi per rendere un sistema di politiche attive. Ma qui dobbiamo essere bravi, perché da un lato con tutte le risorse che abbiamo avuto stiamo uccidendo gli ITS, perché l'ITS morirà perché abbiamo finanziato troppo quelli esistenti e non ci sarà più la possibilità di fare ITS nuovi. Perché chi entra in un mercato, cioè ci sono 109 ITS che hanno 500 milioni di euro nel prossimo anno. Spiegatemi come può partire una nuova fondazione ITS nel momento in cui ha questi livelli già nel mercato. Non può partire una nuova fondazione ITS. Le hanno in qualche modo chiuse. E poi la scommessa dovrà essere in questi anni di ragionare su una cultura delle politiche attive, perché è chiaro che il finanziamento delle politiche attive, ricordo quando si studiavano all'inizio, deve venire dalla riduzione delle politiche passive. Cioè non possiamo immaginare di avere sempre nuove risorse da parte dei fondi strutturali, che seppur si stanno modificando, come moltissimi in questa sala sanno, cioè la programmazione sarà sempre più simile a quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sempre più lontana da quella della programmazione dei fondi strutturali a cui siamo stati abituati finora. Quindi è chiaro che questo deve essere la tendenza, ma per far questo e perché una cultura delle politiche attive si stabilizzi davvero in questo Paese e diventi substrato di tutte imprese e lavoratori, bisogna superare la logica degli avvisi, cioè noi non possiamo andare avanti ad avviso. Io so che se vengo licenziato e sono nel mercato del lavoro percepisco la NASPI, non so però in quel momento in relazione all'età, alla condizione, quale politica attiva mi spetta, perché in questo momento può essere finanziata Gol, domani mattina può essere finanziata Garanzia Giovani, poi c'è la Perelle, io non so quale politica. Qui, se vogliamo che la cultura delle politiche attive diventi veramente una cultura del Paese, bisogna superare gli avvisi. Come so che sono coperto dall'assicurazione contro la disoccupazione, devo sapere che ho dei processi di politica attiva garantiti. Punto. E non possiamo immaginare che sia solo, comunque sempre l'impresa a pagarlo. Anche l'outplacement si può ragionare su come renderlo più strutturale, però è chiaro che bisogna ragionare su questo. In questo un ruolo importante potrebbe averlo, nel portare una cultura delle politiche attive nel Paese, potrebbe averlo l'ex bad company che è diventata company. Ci hanno cambiato così, dovevate essere rottamati, invece come 7 vite siete riusciti a rottamare i cugini che non facevano i servizi, perché non facevano i servizi. Voi come ANPAL Servizi avrete nel nuovo disegno un ruolo fondamentale. Tu hai il ruolo di responsabile dei rapporti con le imprese, che per il sistema pubblico è sempre stato il lato più difficile da raggiungere, no? Quindi è chiaro, rispetto alle considerazioni che sono state fatte, ora a parte le battute, il ruolo di coordinamento che ANPAL Servizi potrebbe avere nel ritarare non solo il vocabolario
dei soggetti delle diverse regioni, ma anche l'operatività, cioè potrebbe essere veramente quella struttura che in via sussidiaria aiuta le regioni e fa da stanza di compensazione tra le regioni virtuose e le regioni meno virtuose. Purché non cada, e questo lo dico, mi permetto di dirlo perché insomma ci sono amici, purché non cada nella trappola di volersi sostituire, come è stato fatto in alcuni casi, agli operatori privati del mercato del lavoro, cioè che tenga quella neutralità tra un sistema regionale che oramai è strutturato e un sistema privato che con difficoltà, noi ci siamo in tutte le regioni come fondazione, quindi che un sistema privato che si sta in qualche modo adoperando affinché il sistema delle politiche attive del lavoro possa essere. ANPAL Servizi non si deve sostituire, deve essere quel camera di compensazione tra le regioni e quell'unione con i privati che può portare all'evoluzione del sistema. Il tuo punto di vista, Cristina? Grazie. Allora, rispetto al nome, veramente una battuta, a forza di cambiare nome, adesso nella nostra travel policy ci hanno dato delle buste bianche perché non abbiamo più loghi, quindi intanto usate una busta bianca in attesa di avere un nuovo nome. No, riprendo, sì, rispondo, però mentre voi parlavate di film dotti, a me veniva in mente, ovviamente, anche io devo trovarne uno, e ho pensato a quelli di Ken Loach, poi ho detto, ma in realtà più che Ken Loach mi viene in mente, ma parafrasandone uno non molto dotto, ma speriamo che ce la caviamo, che loro se la cavano, quelli che vengono dopo di noi. Alcune considerazioni e poi provo a risponderti. Allora, la classificazione delle politiche attive, in realtà la classificazione ce l'avremmo, abbiamo quella che noi più vecchietti di ANPAL Servizi, no, chiedevamo sempre ai nostri colleghi quando dovevano essere inseriti. Avevamo un Labour Market Policy europeo che in realtà qualche classificazione la faceva, e l'Europa, che è più sveglia di noi, non parla mai di politiche passive ma di sussidi, quindi questa questione delle politiche passive ce la siamo portata noi avanti. Fondo sociale, ok, il fondo sociale l'Italia, proprio perché abbiamo lavorato con i privati e quindi lo sappiamo bene, è l'unico paese, l'unico Stato membro, se vogliamo usare un termine più puntuale, che utilizza il fondo sociale per gli interventi diretti. Il fondo sociale è nato, lo sapete meglio di me, con uno strumento addizionale che doveva lavorare sui sistemi, implementare quelli. Noi abbiamo sostituito negli anni, in maniera inesorabile direi, i fondi nazionali ordinari col fondo sociale. Il fondo sociale si porta quello che dici te dietro, cioè difficoltà di rendicontazione, difficoltà di gestione, e va bene, ok, integriamo, però abbiamo complicato il sistema, quindi non riusciamo a rendicontare, non riusciamo a costruire, non riusciamo a definire delle politiche continuative. Come diceva prima il collega, no? le APL, ma anche i consulenti del lavoro, lavorano più nel centro-nord, dove comunque in qualche modo gli interventi di politica attiva, seppur finanziati dal Fondo Sociale, sono comunque degli interventi abbastanza costanti e dove c'è anche un mercato del lavoro. Noi in questo periodo stiamo cercando, per una sperimentazione che stiamo avviando col Ministero, autisti in Lombardia e in Veneto. Peccato che appunto il mercato per fortuna è saturo, c'è un mercato dinamico, dovremmo lavorare più, come dicevate prima voi, no? Sul trasferimento, sulla possibilità di lavorare un sistema integrato nord-sud per provare a capire come se alcune professioni che chiaramente non sono appetibili per nessuno, neanche per una persona del sud, possono essere però forse più fruibili da mercati che sono rimasti più indietro, e questo ad oggi è difficile. Rispetto a quello che dicevate all'orientamento, io appunto, diceva Enrico, sono responsabile di una linea nazionale che si occupa di rapporti con le imprese, però in questi anni ci siamo confrontati soprattutto con le associazioni di categoria e poi appunto con le agenzie per il lavoro e con i consulenti. Le imprese, oppure le fabbriche, come direbbe la mia collega Antonella Marsala, le ho viste negli ultimi 6 mesi. Cioè, per fare orientamento alle persone, ai cittadini, a coloro che devono poi scegliere, perché adesso sono loro che scelgono dove andare a lavorare, dove inserirsi, forse andrebbe fatto orientamento agli operatori. Se i privati sono più hanno una cultura, diciamo, no? Per cui da tanto tempo si confrontano con il sistema delle imprese,
mi sembra di poter dire che gli operatori dei centri per l'impiego non conoscono il sistema delle imprese, non lo conoscevo neanche io. Io in questi ultimi mesi ho visto i processi di lavoro in alcune fabbriche del nord, che devo dire, immaginavo tutta gente sporca, un poco, la dico adesso la siciliana, anche se un po' zuzzusa, invece erano tutti bellissimi, elegantissimi, forse ho visto delle bellissime fabbriche, non lo so, però quelle che ho visto io, l'unico reparto dove oggettivamente forse non avrei lavorato in prospettiva era dove c'era il lavaggio dei tessuti, perché c'era un fortissimo odore di candeggina, ma tutto il resto non mi sembrava un processo di lavoro così tremendo. È anche vero che però se noi continuiamo a dire a tutti i ragazzi e a tutti i giovani andate a lavorare in fabbrica e poi siamo i primi, io compresa, che cerco di capire se mio figlio può andare a studiare in Olanda piuttosto che alla London School, non siamo tanto credibili. Quindi da una parte orientiamo intanto gli operatori, perché gli operatori se devono aiutare i ragazzi, non soltanto i ragazzi o inaspizzati, ad intervenire nel mercato del lavoro, a trovare la loro strada, forse dovrebbero conoscere il mercato del lavoro, e per conoscerlo non devono conoscere i LEP, che sfido chiunque di voi adesso a ripetermi tutti i processi di lavoro dei LEP, ma dovrebbero conoscere il sistema in cui devono intervenire. ANPAL Servizi. In questi anni forse anche noi, come diceva Enrico in maniera poco diplomatica, ci siamo occupati tanto di provare a trovare un ruolo, perché anche quello che dicevi te, noi in alcuni casi noi proviamo a spingerci, forse anche a sostituirci. Non credo, onestamente Enrico, che abbiamo provato a sostituirci alle istituzioni. Abbiamo provato a sostituirci dove ci è stato chiesto, agli operatori del sistema pubblico, perché in alcune regioni diciamo che l'affiancamento agli operatori può essersi anche poi diciamo distinto invece come una sostituzione. Questo sì, diciamo che adesso spero che il vento sia cambiato, l'idea del nuovo management è costruire invece un'azione molto più coesa col sistema, no? con il ministro, diciamo con la parte diciamo, istituzionale, e stiamo provando. Io dico stiamo perché appunto col condizionale e con il congiuntivo ci abbiamo fatto la consecutio temporum, però a parte quello non ci abbiamo fatto altro. Stiamo provando comunque a costruire programmi di azione con una maggiore attenzione, spero, a non avere già le soluzioni. Noi come pubblico, come sistema pubblico, spesso troviamo le soluzioni a problemi che non abbiamo ancora identificato. E questo forse è un'altra mancanza, no? Non soltanto nostra. Ieri abbiamo fatto un seminario sul mismatch dove tu eri un illustre relatore e una delle cose che hai detto te è stato che noi questi temi li affrontiamo dal 2008, 2009, 2010, non abbiamo trovato ancora nessuna soluzione, ma forse non abbiamo affrontato i problemi. Ieri nessuno ha focalizzato l'attenzione sulla questione della natalità. Stiamo pensando all'orientamento, ma ci sono problemi che noi non possiamo affrontare, che sono comunque già il calo demografico. Questo è già oggettivo e su questo non abbiamo forse poco da dire. Forse possiamo lavorare sull'attrattività dei sistemi. Ad esempio il nostro ministro, che è anche il tuo, il ministro di tutti, anch'io sono democratica, il ministro del lavoro ha firmato insieme anche ad ANPAL Servizi un accordo con Distretto Italia, con Elis e Distretto Italia, per provare a sperimentare percorsi in cui integriamo l'orientamento ai ragazzi, che non è per niente banale, ma anche agli adulti, il finanziamento privato, perché Distretto Italia si finanzia con risorse private e quindi ci sono delle complicazioni quando noi innestiamo, faccio un esempio, il Formatemp con le risorse del Fondo Sociale, per costruire percorsi di orientamento e operativi dei ragazzi all'interno con grandi aziende, perché stiamo parlando di Microsoft, stiamo parlando di Autostrade per l'Italia, di insomma, tutte le più grandi banche nazionali, per costruire percorsi di lavoro ai giovani, soprattutto ai giovani orientati al lavoro. Fondo sociale, oggi in questa sperimentazione ad oggi c'è quello che in alcuni casi sarà attivato e proposto dalle amministrazioni territoriali col programma GOL, ma sono tutte azioni che ad oggi non sono sostenute dal Fondo Sociale se non
per gli stipendi, parliamoci chiaramente, di ANPAL Servizi, perché noi in parte siamo invece, ovviamente, essendo azione di sistema, siamo finanziati dal Fondo Sociale, ma non abbiamo scelto in questa sperimentazione di affidarci esclusivamente ai fondi pubblici. Questa forse è un'altra via, cominciamo a lavorare in un'altra modalità. Ecco, questa potrebbe essere un'idea, provare a fare quello che abbiamo sempre detto, l'integrazione tra risorse e strumenti. Ne parliamo, come dici tu, da tanti anni, ma questa cosa ancora non l'abbiamo agita. Io non so se il decreto, non sono così lungimirante da dire se il decreto 48 è lo strumento, comunque ha dato, cioè, codifica alcune, come possiamo dire, alcune linee di indirizzo. Non sono neanche così sicura che il GOL sia la panacea di tutto il bene, come dicevi te, su questo concordo, perché poi le declinazioni territoriali sono ancora molto forti e noi siamo bravi ancora a complicarci la vita, però sicuramente, come diceva il collega del Veneto, se non altro, quando parliamo di alcuni percorsi, di alcuni cluster, abbiamo identificato quali sono gli ambiti. Poi gli strumenti operativi affinché una politica sia attiva sono un'altra cosa. Ultimissimo, direi, la questione dei percorsi è vero la flessibilità, è vero il percorso di formazione, però siamo ancora tutti legati, almeno sul finanziamento pubblico, al quadro delle qualifiche, all'Atlante del lavoro o al QRSP se siamo in Lombardia, insomma tutti i sistemi. Allora, se dobbiamo lavorare perché le competenze siano competenze flessibili ed attive, forse dimentichiamo un pochino la questione dei quadri regionali e proviamo a costruire qualcosa di diverso. Ragioniamo come fanno anche i fondi interprofessionali, non dobbiamo essere necessariamente legati a questi strumenti, questo lo dovremmo dire più alle regioni in realtà che a questo tavolo, e provare a ragionare su una formazione un pochino più flessibile, perché se ragioniamo di ADE, di QRSP piuttosto che di altro, la vedo piuttosto dura. E io dico sempre, speriamo che ce la caviamo. Grazie Cristina. Ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo ho visto che c'è praticamente volato, nel senso rimangono pochissimi minuti, ma possiamo andare avanti per pranzo, facciamo arrivare dei panini, tanto non ci costa molto, nel senso no, per te Marsala, sai che io partirei, cosa fanno i consulenti del lavoro in questo quadro, cioè il ruolo che possono avere i giovani consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il Lavoro, che è quella poi deputata a gestire questi processi di transizione. Io partirei da Elena Geller, che è consigliere nazionale dell'Associazione Giovani. I giovani consulenti del lavoro stanno lavorando moltissimo su processi di orientamento, sia all'interno della categoria sia all'esterno, no? Con la partecipazione ai saloni dello studenti per informare quali sono le opportunità del mercato e soprattutto della possibilità che oltre al lavoro subordinato ci sono anche altre professioni autonome che possono essere per il futuro sicuramente elementi importanti. Vai Elena, prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito e vi porto i saluti della Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, Elisa Paulieri, e di tutto il direttivo. In questo momento la Presidente, assieme ad altri colleghi del direttivo e ai giovani colleghi di Napoli, è impegnata proprio nell'attività dell'orientamento nell'ambito del Salone dello Studente di Napoli. L'attività che la Presidente e gli altri colleghi stanno facendo in questo momento è solamente uno degli esempi delle diverse attività di orientamento che la nostra associazione sta portando avanti con un duplice obiettivo. Da un lato quello di promuovere tra gli studenti la figura del consulente del lavoro e dall'altro temi quali l'etica e la legalità nel mondo del lavoro. L'attività di orientamento è un'attività che l'Associazione Nazionale sta portando avanti già da diversi anni, dal 2019, con, devo dire, grande costanza e impegno e soprattutto con il supporto di molti giovani colleghi che stanno facendo conoscere la nostra professione su tutto il territorio nazionale. La partecipazione ai saloni dello studente e ad eventi come questo, che si sta tenendo qui a Verona in questi giorni, e come quelli che si sono tenuti nelle scorse settimane a Genova e a Como, ci sta permettendo di interfacciarci con moltissimi studenti, soprattutto degli ultimi anni delle scuole superiori e delle università, e di divulgare la cultura della legalità e dell'etica del lavoro
tramite Genel, che è il primo videogioco sul lavoro etico che è stato ideato dai consulenti del lavoro per i giovani. Vi rubo giusto un minuto per farvi vedere un brevissimo video che vi spiega che cos'è Genel. Ecco, come avete potuto vedere da questo breve video, Genel è nato in mille modi. Abbiamo parlato. È nato nel 2019 per lanciare l'attività di orientamento Lavoriamo per la legalità e consentire ai più giovani di avere un ruolo attivo in questo senso. Nel 2021 il gioco cartaceo è stato integrato con una versione online anche a seguito del periodo Covid, dove non era più possibile svolgere le attività in presenza, assumendo poi nel 2022 il format di un videogame. L'edizione del 2023 ha assunto un carattere sempre più europeo, come avete potuto vedere, perché ha aperto la competizione a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, lanciando l'iniziativa Genel Europe Edition. Lavoriamo per la legalità è un progetto di orientamento nato appunto nel 2019 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in collaborazione con i Consigli Provinciali dell'Ordine. Si tratta di un progetto che è nato con l'obiettivo di fungere da ponte tra gli studenti e il mondo del lavoro, con il duplice scopo di orientare i giovani al lavoro, ma ad un lavoro che deve essere un lavoro etico, un lavoro trasparente e legale, quindi primo obiettivo, e dall'altro quello di avvicinarli alla professione del consulente del lavoro, da sempre presidio di legalità assieme ad altre professioni. Parole chiave del progetto sono per l'appunto lavoro, legalità, antimafia, anticorruzione ed etica. Con questo progetto i consulenti del lavoro vogliono farsi promotori di valori quali appunto la legalità e l'onestà che dovrebbero senza dubbio essere propri di tutte le professioni ma anche di tutte le imprese, di tutti i datori di lavoro, con conseguenze senza dubbio positive per l'intera società. Questo obiettivo come viene raggiunto? Viene raggiunto attraverso l'organizzazione di workshop interattivi per gli studenti e con l'attività che viene appunto fornita dal videogioco Genel. Come vengono fatti questi workshop? I workshop vengono innanzitutto organizzati in modalità gratuita, sono totalmente gratuiti e vengono proposti agli istituti scolastici, alle scuole superiori, in particolare alle classi quarte e quinte delle scuole superiori e alle università, con la collaborazione dei consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che sono appunto attivi su tutto il territorio nazionale, e con il supporto dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e delle associazioni territoriali. Perché veniamo coinvolti noi? Veniamo coinvolti noi perché per parlare ai giovani è sicuramente è più facile se a parlare ai giovani sono altri giovani che a loro si rivolgono, e inoltre pensiamo che sia importante che venga lasciato sostanzialmente spazio ai giovani che in qualche modo vogliono adoperarsi per la crescita e il futuro della nostra categoria.
Questi incontri, questi workshop possono essere organizzati durante tutto l'anno scolastico, sia come singoli seminari oppure all'interno di un percorso di PCTO, e possono essere adattati a quelle che sono le esigenze non solo dei singoli istituti ma anche delle singole classi, quindi sono molto flessibili, possono adeguarsi a diverse esigenze. Durante questi incontri vengono trattati temi appunto dell'etica e della legalità, viene presentato il libro Sui sedili posteriori, la nuova libertà di Antonino Bartuccio, una copia del quale viene fornita gratuitamente e consegnata ai partecipanti, ma durante questi workshop si affrontano non solo i temi dell'etica e della legalità, ma si affronta anche un tema molto molto importante che è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto a questo tema, l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro ha redatto negli scorsi mesi un vademecum che contiene tutte quelle informazioni, quelle prime informazioni che i giovani, i ragazzi devono necessariamente conoscere prima di entrare nel mondo del lavoro. Questo vademecum è a disposizione di tutti i consigli provinciali dell'Ordine, che lo possono scaricare dall'area loro riservata sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine. All'interno di quest'area, oltre al vademecum sulla sicurezza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si trovano anche tutti quegli altri documenti che sono utili per poter organizzare sui territori le attività appunto di orientamento. Il videogioco Genel, di cui abbiamo visto prima il video, viene utilizzato sia durante i workshop che vengono effettuati appunto all'interno degli istituti scolastici o all'interno dell'università, sia durante tutte quelle che sono le altre attività di orientamento, come ad esempio il Salone dello Studente, piuttosto che Job Orienta, all'interno della quale oggi siamo presenti assieme ai giovani del territorio. È un videogioco che è organizzato su 7 missioni, permette ai giocatori di affrontare sfide per il contrasto alla criminalità nel mondo del lavoro. E che cosa c'è in palio al termine di questo videogioco? Beh, c'è una cosa molto bella e molto importante, che è la possibilità di partecipare, di fare un'esperienza a Bruxelles all'interno delle istituzioni europee, e poi ci sono, diciamo, in palio anche altri premi, tra cui ad esempio, diciamo, dei buoni Amazon, che sono sempre ben graditi dai ragazzi che partecipano alle sfide. Con l'edizione del 2023, quindi con Genel Europe Edition, si è voluto coinvolgere anche gli altri paesi dell'Europa, creando quindi sostanzialmente un pool di giocatori a livello europeo. Alla fine verrà individuato un vincitore per ogni paese, che al termine di ogni edizione nazionale sostanzialmente avrà la possibilità di accedere a quella europea per condividere la sua idea in una vera e propria seduta plenaria che si terrà a Bruxelles per l'appunto, e servirà sostanzialmente per delineare e confrontarsi e votare quella che è stata l'idea migliore tra quelle che sono state presentate dagli studenti dei singoli paesi che hanno vinto a livello nazionale il videogioco. Possiamo dire come associazione nazionale che Genel sta assolutamente spopolando tra le nuove generazioni, tant'è che all'interno del Salone dello Studente abbiamo centinaia e centinaia di ragazzi che si fermano e giocano tra di loro. Diventa una vera e propria sfida, perché diventa appunto una competizione tra compagni di classe, e quindi ogni missione viene per l'appunto trasformata in una vera e propria competizione. Il feedback che riceviamo dagli studenti durante i saloni e dai professori e anche durante i workshop è quello che attraverso questa attività i ragazzi riescono a apprendere divertendosi, che non è sicuramente una cosa scontata. Nell'ultimo periodo stiamo come associazione assistendo ad una sorta di inversione di rotta, perché mentre in passato eravamo noi che dovevamo andare assieme ai consigli provinciali, anzi i consigli provinciali assieme a noi dovevamo andare a cercare le scuole, a provare ad entrare all'interno delle scuole dell'università, oggi sono le scuole e le università stesse che ci vengono a cercare e ci chiamano per organizzare questi workshop. Sicuramente c'è ancora tantissimo da fare, è fondamentale che le scuole continuino ad aprirci sempre di più le loro porte, però perché ciò avvenga è indispensabile che tutti i consigli provinciali si facciano, quindi col supporto dei giovani, spingano questo progetto sul territorio.
Mi permetto di aggiungere che tramite in questo modo, quindi tramite il progetto di Generazione Legalità, noi non solo promuoviamo il lavoro etico e il lavoro legale, ma entriamo nelle scuole, nelle università, e questo ci permette di reclutare dei, diciamo, tra virgolette, dei giovani che poi speriamo diventino praticanti, facciano l'esame di abilitazione, si iscrivano, quindi diventino effettivamente colleghi iscrivendosi all'ordine e, cosa non da poco, versino al nostro ente di previdenza. Quindi questo è fondamentale, e a cui si collega, diciamo, l'importanza del fatto che su tutto il territorio è necessario che tutti i colleghi, quindi se lo diano un pochino come missione, aprano le porte ai praticanti. C'è un giovane che ha già iniziato a giocare. Ha già iniziato a giocare, perché ha detto... È fondamentale appunto che vengano aperte le porte ai praticanti, perché in molti casi l'attività di orientamento viene fatta, i ragazzi vengono reclutati, ma poi quando decidono di avvicinarsi alla professione si trovano, diciamo, un po' le porte degli studi chiusi. Quindi per garantire un futuro roseo alla categoria dobbiamo tutti noi, quindi metto anche me tra tutti, darci come obiettivo quello appunto di aprire le porte. Grazie. Chiudo l'intervento solamente portandovi alcuni numeri che però sono secondo me fondamentali, che vi fanno capire un po' qual è la portata dell'attività di orientamento che stiamo portando avanti come associazione assieme al Consiglio nazionale e ai consigli provinciali. In meno di 2 mesi abbiamo raggiunto 160.000 studenti con sole 6 tappe del Salone dello Studente, senza contare tutti gli studenti che sono stati raggiunti a Genova e a Como e Lecco la scorsa settimana e che vengono, diciamo, raggiunti con le iniziative che vengono svolte sui singoli territori. Si tratta di un dato che è sensibilmente superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Nell'intera edizione del 2022 avevamo raggiunto 300.000 studenti, oggi ne abbiamo già raggiunti 160.000 con 6 tappe, abbiamo ancora la tappa di Napoli che è oggi in corso, ci saranno poi ancora 2 tappe, una a Bari e una a Pescara. L'ultima cosa che volevo dirvi è che tutta la nostra attività di orientamento oggi non viene più svolta solo sul territorio nazionale, infatti per la prima volta la settimana scorsa siamo volati fuori dai confini nazionali e abbiamo portato Generazione Legalità e tutta l'attività di orientamento in Francia. Infatti siamo stati presenti al Salone dello Studente che si è tenuto la scorsa settimana a Nizza, e quindi abbiamo potuto promuovere la legalità e l'etica anche diciamo, tra gli studenti francesi. Per qualsiasi necessità e qualsiasi, diciamo, informazione rispetto alle attività di orientamento è possibile contattare direttamente l'associazione oppure comunque scrivere alla mail orientamento@consulentidellavoro.it. Grazie Elena, grazie. Grazie. Vincenzo, le cose dette sono tante, non le riepilogo perché sei stato presente naturalmente tutto il tempo. A te le riflessioni ultime sul ruolo, sulle necessità di sviluppo del sistema e sul ruolo che i consulenti del lavoro, in particolare la Fondazione Consulenti del Lavoro, può avere in questo nuovo mercato del lavoro che il DL 48/2023 ci consegna per modellare. Sì, grazie, brevissimo. Tanto complimenti all'Associazione Giovani, poi dice che cosa fanno i consulenti del lavoro. Vedete che cosa si sono inventati i giovani, che come riusciamo nel nostro piccolo, diciamo, a creare quelle precondizioni per ovviamente far crescere questa professione, perché è chiaro che anche noi, come tutte le professioni italiane e come tutti i settori, cominciamo a soffrire del problema demografico, no? Quindi è chiaro che dobbiamo supplire, no, a questa tendenza anche con queste bellissime iniziative per far conoscere sempre di più la nostra professione e quindi orientare i ragazzi verso questa attività che è un'attività importantissima al pari di qualunque altra attività. Quindi noi ci proponiamo anche come futuro per i giovani. Fare il consulente del lavoro oggi ha una prospettiva e quindi come tale anche esso è soprattutto una prospettiva anche lavorativa per i giovani.
Allora, che dire, io devo recuperare un attimo del pessimismo cosmico del mio direttore, nel senso che il mio ruolo è questo. Il problema nasce dal fatto che mentre io nascevo e giocavo con le buste paga, lui già ovviamente lavorava invece nell'ambito delle politiche attive, quindi è molto più anziano di me su queste tematiche, quindi come tutti gli anziani su queste tematiche naturalmente soffre il peso del tempo, che chiaramente ha visto un sacco di cose e quindi è inevitabilmente scettico rispetto a quelle che possono essere le novità. A me il compito di recuperare questa visione e cercare di trovare ovviamente qualcosa di positivo, no? E di qualche luce in fondo a questo tunnel. Evidentemente, allora, io che cosa colgo, no? da queste osservazioni? Allora, le osservazioni fatte dal rappresentante di Veneto Lavoro, che ringrazio, e apro e chiudo una parentesi, no? Lui parlava poco fa le agenzie per il lavoro che nel Sud non ci sono. Ma perché non ci sono nel Sud? Non ci sono nel Sud per ovvi motivi. L'agenzia per il lavoro fa business, no, fa un business plan, chiaramente se oggi io dovessi fare un business plan di dove collocare un'agenzia per il lavoro, dove la colloco? La colloco dove c'è il lavoro, ovviamente la colloco dove... ma non solo dove c'è il lavoro, ma dove naturalmente c'è un apparato amministrativo, burocratico, maturo, che possa supportare le attività pubbliche. Lui ne è un esempio, è un palermitano come me, che da 30 anni lavora al nord. Ci sarà un motivo, no? Per cui si sarà trasferito al nord. E poi vedete, insomma, noi sudisti quando poi ci mettiamo a lavorare in altri ambiti non abbiamo nulla che invidiare, anzi, con i nostri colleghi del nord. Vabbè, chiusa la parentesi, scusatemi. È evidente che oggi comunque assistiamo, riprendendo appunto quello che ci diceva lui poco fa, ha un'importante inversione di tendenza, perché Gol, da questo punto di vista, secondo me questo obiettivo, sono pienamente d'accordo con quello che diceva il funzionario di Veneto Lavoro, da questo punto di vista questo primo obiettivo già lo ha smarcato. Cioè, e io lo vedo proprio nei territori depressi, ma depressi nel senso non solo della mancanza o della scarsità di lavoro, ma depressi dal punto di vista proprio della cultura della gestione dei servizi per il lavoro. Cioè, questo è un paese che appunto da questo punto di vista ha pianto questa mancanza di cultura dei servizi per il lavoro, se non a macchia di leopardo. Più andiamo scendendo, infatti non è un caso che se andiamo a vedere le statistiche di Gol, cioè le regioni del sud sono quelle che ancora oggi o hanno cominciato ieri o addirittura ci sono ancora alcune regioni che non sono partite, cioè che si sono limitate all'aspetto appunto della profilazione, ma l'altro aspetto, la sfida poi dell'incontro e dell'avvio dei percorsi, soprattutto quelli formativi, ancora sono all'alba. Quindi voglio dire, anche questo è un termometro. Ecco, Gol da questo punto di vista almeno ha permesso a queste aziende, a queste regioni, a questi territori di cominciare a darsi una mossa, di agganciarsi a un trend, perché comunque l'obiettivo andava raggiunto. E quindi oggi si comincia a ragionare anche in questi territori di politiche attive, di gestione, di percorso 1, percorso 2, percorso 3, e questo secondo me già è un grande merito del progetto. Poi è chiaro, è lo stesso progetto che, non dimentichiamoci, parla di occupabilità, non parla di occupazione. Quindi l'obiettivo del progetto non è quello di trovare l'occupazione alle persone, l'obiettivo primario del progetto è quello di aumentarne l'occupabilità e quindi la spendibilità poi delle competenze acquisite nel mercato del lavoro, nella speranza che il lavoro lo trovi. Ma già questi ragionamenti, no, fatti da giù a su in Italia, fatti in un unico contesto, già secondo me rappresentano sicuramente un elemento di grande novità in un mercato del lavoro così frammentato come quello italiano, per 1000 motivi. Prima normativi e costituzionali, come sappiamo, no, che impongono alle regioni
di gestirsi i mercati con le loro competenze e le loro normative, e poi per un problema anche di potenza di mercati e di capacità produttiva e lavorativa, che chiaramente non è uguale purtroppo in tutta Italia. E allora avere un ragionamento complessivo che ci permette di ragionare, di creare un sistema di lavoro e di gestione dei servizi per il lavoro unico è già un grande successo. Quindi questo è, secondo me, in questo momento il vero successo di Gol, no? Che mi auguro possa concretamente superare le barriere regionali, delle normative, sentivo parlare di formazione on demand, cioè di avere finalmente un canale unico. Ieri anch'io ho assistito a tutto il percorso del workshop che ha organizzato ANPAL sulla formazione, sulla problematica del mismatch. È stato bellissimo, ma sapete qual è stata la mia vi consegno questa mia riflessione, cioè sentire tutte le varie regioni che parlavano di quelle bellissime esperienze che hanno fatto, assolutamente condivisibili e sicuramente tutte esperienze di successo, però poi alla fine mi è rimasto un senso di vuoto, perché ognuno parlava di queste esperienze, che bello, però poi alla fine ti manca un disegno. Qual è il disegno di questo paese a questo punto? Se ognuno poi va per i fatti suoi, ognuno fa delle bellissime esperienze, ma perché non si riesce a mettere a fattor comune tutte queste belle esperienze e farne un unico nell'ambito delle differenziazioni dei mercati e tutto quello che volete voi, però di farne un unico ragionamento, fare un ragionamento complessivo di sistema paese, che è quello che manca, perché ognuno qua continua a ragionare per i fatti suoi. E qua vengo al secondo innovazione che io collego, dopo quella di Gol, di avere trovato un metodo unico di linguaggio e di metodo, soprattutto nella gestione delle politiche attive, che è quello del decreto 48, cioè l'avere finalmente creato questa piattaforma unica. In realtà non è che con la piattaforma risolviamo tutti i problemi e i mali del mercato del lavoro italiani, però nello stesso tempo anche questo è inserito in un percorso finalmente di mettere a fattor comune le conoscenze, le competenze dei vari stakeholder che si devono occupare e che sono interessati alle politiche del lavoro all'interno di un bacino, e condividere questo linguaggio, questo metodo e queste conoscenze e queste banche dati. Anche questa cosa finalmente costringerà tutti i soggetti a ragionare insieme, a sapere cosa fa l'uno dell'altro e a ragionare, e mi auguro finalmente a uscire con un dialogo comune e un senso comune. E l'altra cosa importante, e che a questo punto vorrei capire se sarà sviluppata, è quella del ruolo dell'INPS. Perché credo che non vi sia, non abbiate notato come ovviamente il ruolo dell'INPS all'interno del decreto 48, per quanto riguarda la gestione delle politiche attive, assume un diverso ruolo, un ruolo appunto di gestore. Sembrerebbe esclusivamente la piattaforma telematica, ma se vi andate a leggere l'intervista di oggi di Caridi, che è il direttore generale, che ci spiega quali sono le release future, ma diciamo abbastanza prossime, entro la fine dell'anno si dovrebbe completare il disegno della piattaforma. Se andate a leggere questa intervista e vedete che cosa la piattaforma dovrà gestire grazie all'intervento dell'istituto, vi rendete conto che lì il ruolo dell'INPS non è semplice: metto a disposizione il mio know-how informatico, dopodiché, ma diventa un ruolo parecchio attivo. Allora, che in Italia l'ente che per definizione si occupa delle politiche passive metta becco anche sulle politiche attive, signori miei, magari qualcuno si sentirà un attimo, preoccupato, perché aiuto, che c'è? Adesso ci sarà qualcuno che mi gratta competenze. No, attenzione, dico, secondo me bisogna battere questo pseudoscetticismo, ma invece io lo vedo nell'ambito appunto dei famosi flash di ottimismo che tento di vedere in questi segnali di riforma. Io credo che invece appunto l'ente che è gestore per definizione di tutta la parte passiva, a questo punto che abbia competenze anche nella gestione, che quindi ovviamente metta insieme e mescoli insieme il passivo e l'attivo, che è un'altra delle grandi appuntamenti. Non dimentichiamoci che quando c'è stato il Jobs Act, la riforma e la nascita
della sua breve vita però, dell'ANPAL, l'idea per un attimo fu quella, ma perché non trasferiamo tutto su INPS? Poi si decise politicamente di gestire le cose con un'agenzia apposita e in cooperazione applicativa, perché inevitabilmente comunque senza l'INPS moltissime, se non tutte le politiche attive non si riescono a fare, perché comunque poi la banca dei percettori ce l'ha lei. E quindi allora ridargli o dargli un ruolo attivo all'INPS è un altro degli elementi positivi. E lo vedo anche, e qua vengo incontro al mio direttore, ero partito da lui e finisco con lui, vengo incontro al mio direttore quando giustamente ci sollecita sul fatto che se vogliamo che finalmente le politiche attive del nostro ordinamento diventino delle politiche attive permanenti, dobbiamo uscire dalla logica degli avvisi. Allora a questo punto io dico, lui ha perfettamente ragione, perché non vedo perché le aziende debbano pagare, e parlo qua ai miei colleghi, debbano pagare il contributo all'INPS, nelle aliquote INPS, no, della cassa integrazione straordinaria o della cassa integrazione ordinaria, quindi della NASPI, quindi il finanziamento di ammortizzatori sociali del nostro Paese, e non debbano invece pagare anche il contributo per le politiche attive. Cioè io voglio dire, secondo me in una riforma complessiva del sistema, ridurre i contributi alle politiche passive e la parte di differenza destinarla in maniera permanente al finanziamento delle politiche attive ci permetterebbe di uscire dalla logica degli avvisi, dalla logica dell'FSE e dalla gestione finalmente ordinario con i soldi nostri delle politiche attive. E questo sarebbe veramente una rivoluzione che oggi io così mi illudo di poter vedere in queste iniziative attuali, perché secondo me questo sarebbe veramente la svolta definitiva. Insomma, noi oggi stiamo gestendo gol grazie alla pioggia di miliardi, che qualcuno addirittura dice troppi, no, che ci sono piovuti dalla Commissione europea con il progetto col PNRR. E grazie, e cosa diciamo nei convegni, insomma, nei nostri incontri, che mai in Italia abbiamo mai visto tanti soldi sulle politiche attive, e quindi questo è il momento di spenderli bene. Questo perché? Perché da noi non si sono mai fatti reali finanziamenti in conto ordinario sulle politiche attive, abbiamo sempre sfruttato esclusivamente le politiche comunitarie. E allora forse è venuto il momento anche qui di fare questo salto culturale e politico, di appunto creare fondi permanenti, perché poco fa mi confrontavo col funzionario di Veneto Lavoro, mi chiedo nel 2025 cosa succederà finito gol. E a questo punto, riprendendo appunto il dialogo che avevo con lui e che anche lui ha ripetuto, abbiamo adesso chiaro di che cosa debba essere una politica del lavoro o debba essere una politica attiva. Cioè noi abbiamo, se guardiamo un po' appunto quello che sta avvenendo con l'SFL e con GOL, noi abbiamo adesso che la politica attiva deve essere un sussidio per finanziare, non sussidio in sé per sé, così per come è stato il reddito di cittadinanza, purtroppo, che insomma poi si è persa la sua funzione attiva, quindi non è mero sussidio passivo, ma ti do il sussidio in funzione del fatto che tu partecipi a un percorso attivo di ricerca del lavoro. Quindi si cambia anche culturalmente, insomma, quindi non è ti do i soldi per stare sul divano, immagine che a me non piace, ma che purtroppo è efficace, ma ti do i soldi affinché tu possa partecipare a un percorso di politica attiva, perché quello che conta è il recupero della dignità, cioè dire del lavoro, così per come la nostra Costituzione ci impone. Allora, se così è, ti do il sussidio, partecipi al percorso, il percorso poi finisce con una possibile competenza o comunque una possibile sbocco occupazionale, e all'azienda gli do anche l'incentivo per l'assunzione del soggetto. Quindi queste tre componenti, no, che anche qui il nostro direttore su questa trilogia, no, sussidio, misura e incentivo all'occupazione, ci ha fatto pure lui insomma una letteratura e uno studio da tempo. Quindi così insomma si è realizzato questo. In fondo l'SFL che cosa è?
magari sicuramente 350 euro non è diciamo, il sussidio giusto, perché so che in altri paesi insomma, il sussidio per andare per qualificarsi è di ben altro pesantezza, ma voglio dire, cominciamo così. In fondo l'SFL che cos'è? Ti do 350 euro, ma per che cosa? Ma ti devi scegliere 3 agenzie per il lavoro, anche qui no, in modo che tu immediatamente ti metta in meccanismo, ti metti in moto per cercare un'attività lavorativa, e poi se dall'incrocio esce fuori il lavoro, l'azienda che ti assume avrà anche un sussidio, e tu come agenzia per il lavoro avrai anche una dote per aver effettuato il matching. Allora chiudo dicendo che per noi consulenti del lavoro, visto questi bagliori di ottimismo che io intravedo, per noi come agenzia per il lavoro oggi siamo in una fase estremamente importante. Lo dicevo all'inizio, cioè la cooperazione pubblico-privato che fino adesso era una chimera, adesso se ne comincia a vedere effettivamente in concreto il declinarsi. Invito i colleghi delegati di Fondazione Lavoro, se già non l'abbiano fatto, a entrare nella piattaforma SIL, lo dico spesso a ogni convegno, perché sicuramente entrando con lo SPID vostro e poi scegliendo l'opzione come agenzia per il lavoro, voi che siete autorizzati, siete stati inseriti nella banca dati SIL come agenzia autorizzata e quindi come delegati di Fondazione Lavoro, e quindi siete autorizzati a entrare come operatori da agenzia, sicuramente troverete nella vostra pagina personale soggetti percettori o potenziali percettori di SFL che nel fare la domanda vi hanno scelto come accompagnatori, possibili accompagnatori nelle misure di politica che loro devono porre in essere affinché percepiscano i 350 euro. Questo superando la distinzione tra soggetti autorizzati e soggetti accreditati, perché il decreto 48, altra piccola innovazione che fa, e qua insomma senza che le regioni si siano disturbate o ne abbiano trovato, come dire, insomma, trovato da ridire, il decreto 48 allarga sostanzialmente i soggetti che possono interagire per cercare di far lavorare o per cercare di aiutare, di affiancare e di prendere in carico i beneficiari dell'SFL, l'allarga sostanzialmente a tutti i soggetti autorizzati al mercato del lavoro, quindi non soltanto agli accreditati regionali. Vabbè che poi dopo non è questa la sede, lo spiegheremo meglio nei nostri interventi, alcune misure le potranno fare soltanto comunque soltanto gli accreditati ai vari servizi regionali, però passa anche il principio, che è un principio importante per noi dal punto di vista anche così di allargamento delle potenzialità che le agenzie del lavoro hanno, perché un altro cavallo di battaglia che per esempio il nostro direttore non ha oggi detto, che è un altro sistema, oltre a superare il sistema degli avvisi, è anche il sistema degli accreditamenti che va superato, perché oggi non è possibile pensare che io per prendere in carico un soggetto devo avere una struttura che di fatto ha le caratteristiche di un centro per l'impiego pubblico. Non ha senso, perché la logica è quella, la logica delle norme sull'accreditamento sono queste: vuoi essere accreditato nella mia regione? Praticamente trovati un locale che abbia le stesse identiche caratteristiche di un ufficio pubblico. Ora, per carità, fermo restando alcuni requisiti strutturali su cui possiamo convenire che devono essere uguali per tutti, ma non devo per forza oggi, nell'epoca del virtuale e del joystick, pensare che debba avere ambiti e locali che debbono per forza rispondere a determinati requisiti, che è difficile peraltro. Quindi anche questo è un altro elemento di grande importanza. Quindi il decreto 48 allarga dà questo messaggio di allargamento, di essere più inclusivo. Il mercato del lavoro deve essere più inclusivo, più soggetti operano all'interno del mercato e più la probabilità dell'incontro della domanda si facilita. E allora dico ai colleghi: andate a controllare, troverete sicuramente soggetti che vi hanno scelto, avevano l'obbligo di scegliere almeno 3 agenzie, quindi è sicuro che Fondazione c'è, e guardatevi i curricula di questi soggetti, perché anche se non siete accreditati in Regione Veneto e non potete magari fare delle misure quali l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro, perché comunque queste misure sono comunque riservate ai soggetti accreditati regionali,
però potete tranquillamente provare a fare il matching. Trovate dentro dei curricula di soggetti che magari sono pronti o potrebbero essere pronti per essere assunti presso aziende che dentro di voi, nel vostro parco, clienti possano essere interessate. E questo provocherà che cosa? Che l'azienda che lo assume avrà un incentivo per l'operatore SFL che appunto verrà assunto, e il soggetto che ha creato il matching usufruirà di una dote che non è neanche di poco conto, proprio per aver effettuato il successo occupazionale. Quindi questa cosa per noi, diciamo, consulenti del lavoro, che siamo distinti, come sapete, dentro Fondazione Lavoro come soggetti accreditati e soggetti autorizzati. Poi pensate che noi abbiamo circa 2600 colleghi che sono delegati in Fondazione Lavoro, pochi, dovrebbero essere di più rispetto ai 26.000 che invece è tutta la categoria, e visto le potenzialità che tutto il sistema, ieri nel workshop di ANPAL siamo stati citati praticamente quasi da tutti gli stakeholder regionali, perché comunque in ogni caso il consulente del lavoro ha un'importanza territoriale molto forte per la diffusione di queste tematiche e anche per raggiungere l'obiettivo primario, che è quello dell'aumento dell'occupazione. E allora dico, i colleghi possono sicuramente attraverso questo meccanismo, che è un meccanismo che rivitalizzerà inevitabilmente, se sapremo cogliere le opportunità, rivitalizzerà moltissimo la rete dei consulenti del lavoro. Quindi io sono convinto, no, a dispetto del mio direttore, che per Fondazione Lavoro e per i consulenti del lavoro c'è un grosso margine di miglioramento, e noi possiamo essere sicuramente tra gli attori che potranno far camminare questo percorso verso appunto obiettivi che finalmente questo Paese da decenni dice di dover raggiungere e che invece, come sapete, per vari motivi non riesce a fare. Io vi ringrazio per la partecipazione. Direttore, lo so. Io grazie a chi è intervenuto naturalmente, ma anche chi è stato con noi fino all'1:15, oltre l'orario definito. Avrete per i consulenti del lavoro un quarto di credito in più. Grazie a tutti, grazie.